Pensare al Capodanno significa pensare ai botti e ai fuochi d'artificio, che tuttavia non sono la stessa cosa. Non lontano da Treviso c'è un'eccellenza pirotecnica da ben 4 generazioni capaci di chiarire questa differenza. I DPCM vari non hanno messo restrizioni all'uso di fuochi artificiali e il cliente deve stare attento che nel proprio comune di residenza il sindaco non abbia emesso delle restrizioni a giorni o a orari per l'uso di fuochi o non siano vietate esclusivamente magari i botti, perché tanti scrivono nei giornali e i botti sono vietati in tal comune, ma per botti nella lingua italiana si intendono i colpi petardi, non i fuochi artificiali con esplosioni aeree. Quindi bisognerebbe un attimo dalla parte delle pubbliche amministrazioni specificare cosa effettivamente è vietato e dall'altra parte non generalizzare quando i fuochi sono autorizzati e si possono sparare tranquillamente. Sì, la ditta nasce nel 1885, ad oggi è operante la 4ª generazione di pirotecnici, quindi il punto vendita si attesta nel periodo di dicembre e va a sostituire l'attività estiva che è quella degli spettacoli. Quindi il negozio è specializzato unicamente nella vendita di fuochi artificiali per privati, quindi qui possono venire sia chi è munito del porto d'armi, chi non ce l'ha può trovare ampia scelta e quindi i prodotti sono ampi, sicuri, possono essere impiegati in tutta tranquillità e soprattutto sono omologati e protetti dalle leggi sia italiane che europee. Sì, fuochi artificiali vengono prodotti, ma prima di prodotti vengono anche studiati e omologati sulla carta, dopodiché passano alla fase produttiva, ai fasi di test. Una volta che i test sono stati superati, e ce ne sono parecchi, allora il prodotto può essere prodotto in serie e commercializzato praticamente in tutto il mondo. Qui in Italia, soprattutto, oltre alla normativa europea, viene applicata anche una legge che fa riferimento al TULPS del 1940 e quindi siamo ulteriormente restrittivi in materia di sicurezza. Un fuoco artificiale viene creato e venduto e non viene più messa mano su questo oggetto. No, una volta che il test ha dato esito positivo, il fuoco è ufficiale, quindi il prodotto deve essere per forza creato come deve essere stato scritto nelle carte e da quando esce dalla fabbrica non può esserci più messa a mano o modificato. Nel momento anche in cui viene tolta una carta, viene sostituita una miccia o fatto qualsiasi altra stupidaggine, il prodotto non è più omologato e quindi diventa illegale.